L'esigenza di rimodulare i piani di lavoro di diverso personale che lei ha portato avanti, a seguire anche c'è stata una presa di posizione anche di alcuni sindacati per delle mansioni dettate dall'emergenza, protezione civile, incendi, sicurezza nelle strade che magari sono state, non sono state accettate, sono state un po' contestate, c'è stata anche un'assemblea. Allora, mi rendo conto che per chi è abituato a stare dietro una scrivania, andare a fare un lavoro all'esterno possa anche dispiacere, però non perdiamo di mira quello che sono i servizi da erogare alla collettività. Siamo stati molto trasparenti, abbiamo fatto una scelta con metodi esclusivamente obiettivi, non c'è dubbio che ci siamo mantenuti non tanto nelle mansioni, in quelle che sono le categorie. Ogni categoria comprende vari profili, nell'ambito della categoria i profili possono essere adibiti o ad uno o a un altro servizio, quindi nel rispetto della normativa, nel rispetto anche della specificità della comunicazione da fare alle organizzazioni sindacali, che dal 2012 è stata declassata una semplice informazione per quanto riguarda quello che bisogna fare. Lavorando come un libero imprenditore che ha a cuore, oltre che l'esigenza della collettività, anche una organizzazione efficiente, quella del facere, non quello della passività, ecco, questa necessaria rimodulazione che mi auguro possa essere accolta anche dei sindacati, i quali dovrebbero farsi carico delle esigenze e dei bisogni della collettività della provincia di Agrigento. Un'ultima domanda, approfitto commissario, qual è la situazione del bilancio, la situazione economica dell'ente in vista anche di tutti questi tagli e chissà un domani l'ente provincia sta un po' venendo riconsiderata la sua posizione, abbiamo visto che torneranno anche le elezioni, ma vogliamo capire attualmente come sono le casse del libero consorzio. Faccio una attenta riflessione, cioè è vero, sono stati fatti dei tagli, non sono stati finanziati le somme per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade che in questo particolare momento sono disastrate alla luce anche degli eventi alluvionali avvenuti l'anno scorso nel mese di novembre. Però ci sono dei servizi che benissimo potevano essere coperti indipendentemente dai finanziamenti, perché la disponibilità delle risorse umane in questa provincia ce n'è abbastanza. Quindi non stiamo parlando di aspetto economico, era solamente un problema di utilizzazione delle risorse umane nei servizi di cui si necessita la loro presenza. Per quanto riguarda il resto, da abboccamenti fatti anche nelle varie riunioni operative con i vari assessorati enti locali, siamo riusciti ad avere i finanziamenti opportuni per coprire le eventuali spese. Tra le tante spese siamo riusciti ad avere anche dall'alto assessorato il finanziamento delle somme necessarie per la manutenzione straordinaria di gran parte delle nostre strade, in modo tale che molti cittadini, vediamo quelli della montagna per esempio, c'è la strada che va da Sciacca a Caltabellotta, la strada dei Monti che va da Cammarata a Santo Stefano Quisquina, questi hanno priorità assoluta, ma insieme a queste tante altre strade che consentono uno sbocco immediato dalle strade di montagna o dai paesi interclusi con le strade provinciali, la 189 e la 115 in particolare.